Questa trasmissione è stata offerta da Goi Mario. Eccoci qui al punto a Telefriuli con il sindaco di Osoppo, l'avvocato Luigi Ottoni, al suo terzo mandato e comunque è un amministratore di lungo corso. Benvenuto sindaco qui al punto. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Bene, allora parliamo subito della situazione generale sul territorio del comune di Osoppo, com'è, anche perché la pandemia ha cambiato un po' usi, abitudini e anche impegni delle amministrazioni comunali, no? Sicuramente noi abbiamo avuto una prima ondata nel 2020 non particolarmente grave, o comunque siamo forse stati colpiti di meno rispetto ad altre realtà, ad altri paesi, anche come strutture per anziani, ma invece abbiamo avuto una seconda ondata molto cruda, molto forte, soprattutto nel mese di gennaio, che è stato il momento in cui abbiamo raggiunto il picco nella nostra comunità. Abbiamo avuto anche un massimo di 80 casi, che per la quantità di abitanti è veramente alta. E siamo stati per credo qualche giorno, forse una settimana, uno tra i paesi della regione, sicuramente della provincia di Udine, con un'incidenza maggiore tra i contagi e la popolazione residente. Questo tra gennaio, insomma tra metà e fine gennaio, per poi fortunatamente trovare una decrescita, insomma, come tutta la regione, tutta la nostra regione. Attualmente noi abbiamo segnalato 3 casi di positività e quindi una situazione che con una certa difficoltà si sta però riportando più o meno alla normalità. Fa sperare bene, no? Poi naturalmente siete intervenuti sicuramente su tasse e tributi per quello che avete potuto fare, per quanto riguarda negozi o ristoranti o bar, insomma, no? Perché insomma la situazione è stata ed è ancora un po' difficile, per non dire, per usare un eufemismo, ecco. Infatti la ristorazione nostra, come dappertutto, è stata fortemente colpita, anche gli esercizi pubblici sono stati fortemente colpiti, anche perché abbiamo dei bar abbiamo alcuni bar che hanno una sala molto piccola e che quindi non si adatta, non si adegua, non è adeguata a questi tempi storici, a questo momento di pandemia. Siamo intervenuti nel 2020 abbattendo in parte, con tutto quello che potevamo, con contributo comunale e contributo regionale misto, le tasse comunali nei confronti degli esercizi pubblici. Abbiamo abbattuto le tasse di occupazione del suolo pubblico e siamo cercati di venire incontro per qualsiasi cosa, qualsiasi esigenza, concedendo anche superfici maggiori. Questo, diciamo, nel corso del 2020, nella parte estiva, nel periodo estivo del 2020, quando si poteva. E quindi praticamente fin quando si poteva avete potuto andare quando si poteva, siamo riusciti ad andare avanti dando la maggiore possibilità agli esercizi pubblici di riuscire a fare qualche cosa. Ecco bene, però l'attività, diciamo così, ordinaria, tra virgolette, è continuata, quindi anche il vostro programma amministrativo è andato avanti. Ecco, in fatto di lavori pubblici, viabilità, qualcos'altro, insomma, come siete orientati a quello che avete fatto, quello che state facendo? Ecco, in tema di viabilità e lavori pubblici noi abbiamo un grosso progetto in corso di rifacimento di tutta la viabilità sull'arteria principale, sull'asse nord-sud che attraversa Osoppo di grande viabilità, con la costruzione di 3 rotatorie nel nostro territorio, una a nord, una centrale e una più a sud, che andranno proprio a sistemare, a mettere in sicurezza e anche in scorrevolezza 3 punti nevralgici, 3 incroci del nostro territorio, sostituendo una semaforica con una rotatoria. È un progetto di oltre 2 milioni di euro, 2 milioni e 100, 2 milioni e 2 di opere pubbliche. La prima parte sta per partirà, insomma è al termine la fase progettuale, la prima rotatoria è terminata la fase progettuale. La seconda rotatoria sta iniziando la fase progettuale e la terza rotatoria, che sarà curata da FVG Strade, ha un iter forse un po' più lungo, ma comunque è avviata anche quella. Ma ciò che è importante sottolineare è che i finanziamenti sono completi per tutte e 3 le opere, sono finanziate, tutte e 3 le opere sono finanziate, il che ci fa naturalmente
dire che arriveranno anche ad una fine. Non sappiamo che le opere pubbliche cominciano e non finiscono domani mattina, ma se ci sono i soldi cominciano e a un certo momento... Finiranno, insomma, per dare un sollievo alla viabilità di tutta la zona, in sostanza. Sì. Ecco, Sindaco, per quanto riguarda le risorse umane e soprattutto la vigilanza, perché so che anche l'ultima legge regionale ha cercato di trovare una soluzione anche per questo caso, no? Come siete messi? Perché voi dopo le UTI siete con la comunità, non mi pare? Adesso noi siamo sempre stati con la comunità collinare, della quale anche io sono presidente del comitato esecutivo. La comunità collinare è diventata un ente pubblico in questo momento e ha sostituito le UTI, quindi tutte le convenzioni, tutti i servizi gestiti dalle UTI sono stati trasferiti in collinare. E in questo momento il nostro comune non è convenzionato per quanto riguarda la vigilanza, abbiamo una unità che stiamo portando a 2 unità per poter dare una risposta migliore sul territorio con 2 unità di vigilanza, e quindi noi ci teniamo, insomma, credo che un paese come il nostro abbia necessità di 2 vigili, cosa che per molto tempo c'è stata, ma negli ultimi anni per trasferimenti, vicissitudini, siamo rimasti con un vigile solo. E ecco, il nostro intento è che a breve ci sarà la seconda unità. Ecco, con le risorse umane per il resto, perché c'è sempre bisogno di personale, vuoi perché c'è anche la formazione in atto, le ferie, insomma c'è tutta una situazione. È una criticità purtroppo del nostro comune, come di quasi tutti, sia a livello di segretario comunale, sia a livello di alcune pedine importanti che ci mancano. Stiamo cercando di ovviare partecipando ai concorsi, indicendo dei concorsi. Ovviamente non è stato facile perché il 2020 e fino anche adesso i concorsi sono stati bloccati completamente, stanno ripartendo adesso, cominciano a ripartire in questo momento anche con delle regole un po' più semplificate, e quindi contiamo di aumentare di due unità il nostro organico. Uno è il vigile, appunto, il personale di vigilanza che parlavo prima, e un altro sarà un personale da inserire, una persona da inserire all'ufficio anagrafe, che anche lì siamo sotto organico. Siamo un po' sotto organico dappertutto, però si cerca di fare un po' i miracoli, e un po' ringrazio i dipendenti comunali che effettivamente si stanno dando veramente tanto da fare. Ecco, per quanto riguarda invece l'edilizia privata e l'urbanistica, no? Sono sempre i piani regolatori che variano perché ci sono sempre delle esigenze nuove, eccetera. Avete fatto qualche cambio, qualche variante? Oppure... Le varianti, come appunto dicevi, le varianti sono sempre all'ordine del giorno. Anche in questo momento c'è una variante in corso. La variante in corso attuale tende ad alleggerire un poco i vincoli della zona A, cioè del centro storico, perché noi abbiamo sotto questo aspetto una normativa datata che in qualche maniera sta un po' frenando anche le ristrutturazioni dell'articolo 110, imponendo materiali che al giorno d'oggi con quei materiali disponibili oggi non hanno più ragione di essere, certi limiti, certi vincoli, e quindi stiamo cercando di rendere l'edilizia residenziale privata del centro storico più fluida, con meno vincoli e con più possibilità di trasformazioni, ristrutturazioni, anche proprio per venire incontro a questo periodo appunto di ristrutturazioni che è incentivato dalla norma statale, dal 110%. Ecco, poi sono le associazioni, che mi pare che ne avete abbastanza anche lì a Osopo, delle associazioni sportive, culturali e quant'altro, comunque hanno vissuto un periodo non molto bello, perché insomma specialmente chi fa sport o associazionismo puro ha dovuto in qualche modo adattarsi, no? Ecco, com'è la situazione? Perché naturalmente in ogni comune c'è anche la protezione civile, che è un punto di riferimento ormai inossidabile in tutta la nostra regione, e i donatori di sangue, eccetera. Com'è la situazione a Osopo? Ecco. Questo è vero, quello che dici è vero. Nel 2020 e fino anche al giorno d'oggi tutto il mondo dell'associazione ha risentito tanto ed è stato praticamente bloccato, non ha potuto esprimere né eventi né nulla, niente di niente, quindi anche con tanta mortificazione per questi gruppi di volontari. Adesso sta partendo qualche cosa, iniziamo domenica scorsa, domenica 16, abbiamo iniziato con un primo evento
che è la storica festa dell'orchidea di Esopo, che si tiene sempre in questo periodo qua. È stata ovviamente svolta in maniera molto limitata, con pochissime, con meno attività di quella che generalmente viene fatta, però è stata una fase di ripartenza, un momento di ripartenza che conto che possa dare il via a una serie di eventi che abbiamo programmato. Voglio citare in particolare la Proloco, che quindi si sta riorganizzando per far partire molte cose, come tante altre organizzazioni di Esopo che sono molto attive, sempre state molto attive e che stanno ripartendo. Ed in particolare anche, come mi hai sottolineato prima, la protezione civile. Il nostro gruppo di protezione civile, la squadra di Esopo, è una squadra molto competitiva, molto ordinata, molto organizzata, e ha dato un grossissimo supporto all'amministrazione comunale, all'amministrazione sanitaria durante la fase dell'emergenza, e riuscendo a gestire situazioni complicate nel nostro paese, ed essendo anche a supporto, diventando anche a supporto di altri gruppi locali di altri paesi. Diciamo è un po' col nostro vanto il nostro gruppo di protezione civile, perché è veramente dotato di un'organizzazione impeccabile. Ecco, poi sono anche i giovani, no? Lo sport, la scuola, eccetera, che in qualche modo questo anno sono stati un po', tra virgolette, sequestrati nelle case, e quindi avranno voglia anche di andare all'aria aperta, e le sezioni sportive stanno riprendendo anche loro, no? Mi pare. Sì, infatti anche gli eventi sportivi stanno ripartendo, abbiamo degli eventi ciclistici in questa primavera e quest'estate, abbiamo degli avvenimenti sportivi vari, le squadre dilettantistiche si stanno riorganizzando, i campionati un po' ripartono, insomma è vero che anche quest'anno, dopo l'anno di blocco pressoché totale dell'anno scorso, anche quest'anno è un anno di sofferenza, c'è poco da fare. Però probabilmente col ritorno, almeno questo è quello che ci auspichiamo, col ritorno dell'autunno dei campionati, quindi invernali, ecco, la prossima stagione sportiva speriamo che possa vedere la normalità. Ripartirà così anche Esopo e torna in pista. Bene, Sindaco, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, naturalmente i migliori auguri agli Osovani, come si dice, Grazie no? a voi. Di Esopo, a te, a tutta l'amministrazione comunale. Naturalmente ti aspettiamo ancora qui al punto telefonico. Grazie tante, arrivederci a tutti. Alla prossima, Mandi. Questa trasmissione è offerta da Goi Mario.